si sapeva che Bisaglia non sapeva nuotare. Questo era noto a tutti, anche a me, tutti, molti, già allora avevano detto sì, certo, c'è stato un colpo di testa. Un dibattito che dura da 40 anni esatti, perché se è vero che la versione ufficiale della morte dello storico esponente della DC Veneta Antonio Bisaglia, confermata dalla giustizia, è sempre stata quella di una caduta fatale, è altrettanto vero che fin da allora la schiera di chi credeva in qualcosa di diverso, addirittura l'omicidio, si è allargata a macchia d'olio. Soprattutto dopo la morte altrettanto inquietante del fratello di Bisaglia, Monsignor Mario Bisaglia, ritrovato cadavere 8 anni dopo, nel 1992, nel lago di Centrocadore. La tragedia in acqua, come Antonio, caduto in mare a causa di un'onda anomala dal panfilo Rosalù, al largo della costa del Golfo Ligure, il 24 giugno 1984, sull'imbarcazione di proprietà della moglie Romilde Bollati di Saint-Pierre, sposata l'anno prima. A Focus, Settimo Gottardo, altro storico esponente della DC, ex sindaco di Padova, uno che Bisaglia lo conosceva molto bene, torna a parlare con forza dell'ipotesi che ha sempre creduto concreta nel profondo. Quella ferita lacero contusa alla testa che sembrava incompatibile con l'urto sulla battagliola, la ringhiera del panfilo, e più simile al colpo di una catena, e il fatto che fin da subito in molti parlarono proprio di un colpo in testa. E siccome nessuno riusciva a giustificare questo colpo in testa, sapete la versione che mi hanno dato all'epoca, quando anch'io la sostenevo? Sì, forse lui è sceso giù dentro la stiva della nave, ha trovato che forse c'era stato un tradimento della moglie con qualche marinaio. Però questa versione sudicia è impropria, è falsa, è chiaro che stava nascondiglionato che qualcuno gli aveva dato un botto in testa. E gli ha dato la botta in testa perché lui aveva scoperto un eventuale, improbabile, impossibile tradimento matrimoniale. Insomma, per Gottardo il fatto che si cercasse di gettare fango sulla coppia inventando un falso movente dimostra come ci fosse l'imbarazzo di dover giustificare quanto avvenuto. Nessuna autopsia sul corpo, altro elemento che ha alimentato le teorie negli anni. E ancora, Gottardo fu uno degli esponenti DC chiamato a presenziare come guardia d'onore ai funerali di quello che era il presidente del gruppo parlamentare democristiano in Senato. Guardando quella cassa, me lo ricordo come fosse adesso, era una cassa dentro la quale ci sarei stato a fatica io, ma Bisaglia era esattamente il doppio di me. Io pesavo allora poco più di 45-48 kg, Bisaglia era sui 90 kg, ero un omone. E in quella cassa lì non poteva starci, non ci stavo io. Tanto più se anche annegato. Io ho visto purtroppo nella mia vita anche corpi di annegati, questi si gonfiano ancora di più, non si restringono. Quindi lì non c'è ombra per me di dubbio. La storia ufficiale non ha mai avuto dubbi. Antonio Bisaglia è morto per una disgrazia e come tale la verità è questa, ma per Gottardo resterà una vicenda aperta. È una storia giallo nel giallo che fa parte dei tanti misteri di questa Repubblica.